Eccoci qui, dalla postazione di via Pradamano numero 4 a Udine, in diretta con il nostro primo episodio di Retro Bottega. Alessandro Venier, che segue la comunicazione e la stampa di Bottega Errante, Mauro Daltin, direttore editoriale di Bottega Errante Edizioni e coordinatore di Bottega Errante. Primo episodio di questo spazio web che abbiamo deciso di creare, in cui chiacchieriamo insieme di libri, di cinema, di appuntamenti culturali e di molto altro. Una rubrica settimanale e ci daremo appuntamento ogni lunedì per condividere con voi queste nostre chiacchiere. Però Mauro, direi di cominciare da Bottega Errante, perché questa che iniziamo oggi è una settimana speciale, perché è la settimana di un libro, di un nuovo libro, che è il primo libro di Bottega Errante Edizioni per il 2018. Sì, è il primo libro del 2018, il primo dei 13 titoli, 13-14 insomma, che sono in previsione. Alziamo quindi il numero, passiamo da 8 libri, saliamo a 13-14, che ci sembra un numero giusto su cui stare, su cui insomma mettere radici, perché è un numero che ci permette di essere presenti, di dare continuità e di lavorare sulle 3 collane che abbiamo deciso di approfondire. Il primo titolo è questo, ed è Il fiume sono io. Il bello della diretta. Il fiume sono io di Alessandro Tasinato. È un esordio e non siamo abituati a pubblicare esordi, perché fino adesso abbiamo sempre pubblicato libri di autori che avevano già insomma nel loro curriculum altre pubblicazioni. Questa volta invece ci è arrivata una mail più di 2 anni fa, era l'11 gennaio del 2016, una mail di Alessandro che ci mandava questo suo lavoro, che era un lavoro che ci raccontava essere di 10 anni di approfondimento, di ricerca, di scrittura, di riscrittura. E allora ovviamente leggiamo tutto quello che arriva, ma da subito tutti di Bottega Errante hanno capito che qui c'era qualcosa su cui insomma lavorare, su cui puntare. Quindi è una gioia dopo 2 anni di grande lavoro, perché abbiamo condiviso con Alessandro riscritture. Io personalmente sono stato colui che ha tagliato, come spesso accade nei libri, che bisogna levare piuttosto che aggiungere. Alessandro aveva scritto tantissimo e invece abbiamo insomma ridotto un po' il romanzo, e quindi questo è il risultato di un grande lavoro, e quindi adesso siamo pronti per lanciarlo. Ecco, quindi proprio il vero lavoro di Retro Bottega ci hai un po' raccontato. Ma di che cosa parli Il fiume sono io? Così per dare degli appigli. Il fiume sono io parla intanto è un romanzo che entra nella collana Camera con Vista, è la numero 7, quindi inizia a esserci un po' di storia di questa collana che è una collana di narrazioni, soprattutto legate al territorio del nord-est. Siamo in Veneto, siamo dentro 4 province, la provincia di Vicenza, la provincia di Verona, la provincia di Venezia e la provincia di Padova, dove scorre questo fiume che a un certo punto della storia scompare perché c'è la presenza del distretto consigliario di Chiampo Arzignano, e c'è il cantiere dell'autostrada Valdastico Sud. Questi due momenti segnano il destino di questo corso d'acqua, ma segnano il destino anche di Nino Franzin, che è il protagonista del romanzo, che vive in simbiosi con l'acqua, che rappresenta un po' all'inizio la sua infanzia. Poi Nino Franzin cresce, lavora, ha un figlio, inizia insomma a mettere i piedi nella vita, e sempre con il fiume che scorre accanto. È un romanzo struggente, come lo ha definito Bettin nella sua breve prefazione, e che anticipa anche uno dei disastri peggiori ambientali che ha colpito il Veneto. Beh, direi di non svelare altro, se no magari Mauro dici ancora quando esce esattamente, qual è il primo appuntamento di questo libro. Esce giovedì ufficialmente in tutte le librerie, e verrà lanciato a Monselice il sabato 17 febbraio alle ore 18, proprio con
proprio con Gianfranco Bettin che dialogherà con Alessandro Tasinato e quindi insomma siamo pronti proprio all'esordio sia in libreria che poi con la prima presentazione. Benissimo, Mauro, prima ci raccontavi un po' le modalità e come questo libro è arrivato tra le mani di Bottega Errante, visto che probabilmente ci sono anche potenziali autori che ci stanno ascoltando che riguarderanno questo video, ti chiedo quali sono le modalità con cui proporre un libro a Bottega Errante. Allora, ovviamente riceviamo tantissime proposte, siamo piccoli, siamo appena nati, ma ne riceviamo comunque tante, anche per le nostre forze, perché insomma cerchiamo e leggiamo tutto quello che ci arriva, magari lo dico insomma, che non leggiamo a volte proprio tutto il romanzo o tutti i libri, ma ne leggiamo una parte perché insomma già spesso raccontano un po' lo stile e la trama. Consigliamo sempre di inviare una sinossi, una breve presentazione del lavoro, una breve biografia e magari un paio di capitoli, perché così già ci danno le coordinate e poi se siamo interessati andiamo a chiedere il manoscritto. Alessandro Tasinato è il primo autore che per un invio spontaneo in Bottega Errante poi insomma vede pubblicato il libro, no? Quindi c'è la speranza ovviamente per tutti, anche se noi comunque selezioniamo molto e abbiamo pochi titoli all'anno e quindi insomma è sempre abbastanza poi difficile insomma riuscire a pubblicare, ma garantiamo ecco la lettura di tutto quello che arriva. Volevo anche dire che sabato mattina è arrivato il libro proprio fisicamente nel nostro magazzino, allora sono andato io insieme al Corriere Ma chi altro di Bottega c'era ad aiutarti? Nessuno, come sempre accade, ero io, ho aperto il magazzino e ovviamente la rampa non permetteva al camion di scendere, quindi a mano ho trasportato più di 60 scatole e alla fine della sfaticata il Corriere mi ha chiesto insomma timidamente di regalargli un libro. Allora il primo omaggio di questo esordio non è al giornalista di Repubblica o a un giornalista del Messaggero Veneto o del Gazzettino, ma è al Corriere GLS che ha per primo avuto in mano, oltre a me, il libro di Alessandro. Speriamo che sia un buon auspicio che corra come il Corriere, insomma, in giro per l'Italia. Bene, Il fiume sono io di Alessandro Tasinato. Sì. Volevo ancora dire una cosa, anzi volevo insomma passare la palla a te rispetto comunque al titolo e alla copertina, no? Perché è una caratteristica di questa collana, che è una collana illustrata da Federica Moro, la nostra grafica, e il titolo è sempre un motivo di dibattito, come succede spesso nei titoli di Bottega. Beh, più che altro perché in Bottega Errante siamo 8 teste. Quindi ci sono 8 pareri diversi e 8 sensibilità diverse, 8 mondi di lettori che siamo, che chiaramente ognuno porta con sé il proprio. Si parte da un'idea, da una proposta e poi ci si confronta. Il fatto di chiaramente pubblicare pochi titoli all'anno ci dà la possibilità di poter riflettere a lungo, di poterci confrontare a lungo su quelle che sono le possibilità di titolare un libro in un modo o in un altro, sia in fasi collettive in cui intorno a un tavolo chiacchieriamo e ci scambiamo idee, oppure anche singolarmente quando andiamo a fare una camminata in montagna e poi ci mandiamo un WhatsApp. E poi siamo arrivati a un certo punto a questa conclusione, al titolo Il fiume sono io, e a partire da questo titolo Federica Moro ha iniziato a pensare a un'illustrazione che in qualche modo raccontasse l'anima del libro. Bisogna dire che Federica ne fa tante di illustrazioni, perché noi siamo chiaramente un po' pignoli e lei molte volte ci manda anche delle maledizioni, perché non siamo mai contenti, o meglio, vogliamo cercare sempre di arrivare a quello che ci sembra l'anima del libro. Il ruolo della grafica è sempre un ruolo che un po' subisce anche la volontà poi di chi va a pubblicare, quindi è sempre un po' si scende sempre a qualche compromesso, si lavora a volte per step, no? Anche questo libro alla fine è il frutto di un sacco di confronti e di condivisioni, no? Per fortuna Federica ha un carattere
ha un carattere insomma splendido e quindi insomma ci aiuta in questo. Tra l'altro il libro, l'hai detto tu, inizia a correre adesso a partire da sabato a Monselice, e poi l'idea è quella di toccare un po' tutti i luoghi del libro, tutti i luoghi che sono raccontati, e infatti andrà successivamente a Padova, poi a Mestre, fino a poi a raggiungere anche le nostre zone, perché arriverà a Pordenone, a Udine, e continuerà, speriamo, a viaggiare in Veneto, in Friuli e nelle librerie d'Italia. C'è anche un secondo libro che fra pochissimo, fra veramente qualche giorno sarà in libreria, anche quello la prossima settimana, ma purtroppo non possiamo svelare ancora niente, praticamente nulla fino a domani, però domani verrà svelato insomma sicuramente qualcosa di più. Perché che cosa accadrà? Beh, domani c'è la conferenza stampa a Pordenone alle 11:30 di Dedica Festival, degli amici di Dedica Festival, e Bottega Errante in qualche modo entra all'interno di questo festival, e il prossimo libro di Bottega Errante ha a che fare con il personaggio, lo scrittore che sarà l'ospite di Dedica a marzo. Prossima settimana, quindi sicuramente si saprà qualcosa di più, senz'altro. Retro Bottega, poi al di là insomma delle pubblicazioni della nostra sempre straordinaria pecora che viaggia nelle librerie e in giro, è anche uno spazio in cui ci divertiamo a raccontare altri editori, altri libri, altre situazioni, suggestioni che ci piacciono del web, festival, perché insomma la nostra caratteristica è quella di, da sempre, quel gennaio 2011, insomma, di creare collaborazioni e reti. Allora ci piace anche consigliare e guardare oltre a quello che accade qua in questo piccolo ufficio. Allora volevamo indicare, intanto raccontare un altro editore che ci piace, che piace particolarmente ad Alessandro, e allora che ci piace anche per il progetto che porta avanti. Beh, l'editore che abbiamo scelto oggi qui a Retro Bottega è Iperborea. È un editore che ormai ha più di 25 anni di storia e che ha portato in Italia le bellezze della narrazione dei paesi scandinavi, degli autori scandinavi e non solo, poi anche allargato all'Olanda e ad altri paesi del nord Europa. Abbiamo scelto due autori di cui parlare di questo editore. Uno è un autore molto famoso, quello che probabilmente ha fatto anche la fortuna di Iperborea, che è Pasilina, autore del libro famosissimo L'anno della lepre, ma anche di altri libri come La prima moglie e altre cianfrusaglie o Il bosco delle volpi piccate. Sono tutti libri che sono contraddistinti da questo humor scandinavo, molto divertenti, si ride, forse si sorride più che ridere, ma al tempo stesso sono libri che raccontano però anche la contemporaneità di quei paesi e sono molto incisivi perché raccontano poi delle storie universali. L'altro autore invece, che è un autore più recente, acquisito da Iperborea negli ultimi anni, è Tommy Wieringa, questo autore olandese, e c'è un libro a cui io sono molto affezionato che si intitola Questi sono i nomi, che racconta l'incredibile erranza in queste steppe dell'Asia centrale, di questo popolo, di questo gruppo di persone disperse che viaggia verso occidente alla ricerca di una nuova possibilità, di una nuova vita, e un po' una sintesi anche delle erranze che molti popoli stanno attraversando in questo momento in tutto il mondo. Questi sono due degli autori che abbiamo scelto di raccontare oggi e che rappresentano bene, secondo me, Iperborea. Iperborea poi è rappresentata anche e per un editore come Bottega, insomma, è sicuramente una cosa da guardare con ammirazione, perché è un unicum nel mercato editoriale italiano, perché se voi entrate in qualsiasi libreria li vedete subito. I libri Iperborea sono quelli stretti e lunghi, con un formato veramente particolare e unico, con una carta e anche con una copertina, con le copertine molto, molto visibili, molto chiare, molto incisive. Allora il progetto di portare dal nord Europa in Italia autori fino a quel momento sconosciuti, più questo formato rende Iperborea sicuramente una delle case editrici che ci affascinano di più interessanti tra i medii e piccoli editori. Abbiamo avuto anche la fortuna qualche tempo fa di passare una serata
con Pietro Biancardi, e tra l'altro noi siamo molto incuriositi da questo formato che è veramente particolare, lo diceva Mauro, si entra in libreria e subito si riesce a riconoscere un libro Iperbore. Allora gli abbiamo chiesto dove nasce l'idea di creare dei libri così precisamente riconoscibili. E lui ci ha raccontato che in primo luogo volevano chiaramente un formato che stesse bene agli altri libri in libreria, che non creasse dei fastidi agli altri libri appoggiati sulla libreria. E poi ci raccontava di questo formato che ha la grandezza del mattone, quindi voleva che i libri fossero dei mattoni, non nel senso di noiosi chiaramente, ma di qualcosa da cui partire per costruire un mondo editoriale, quindi un mondo che in qualche modo raccontasse la letteratura scandinava. E poi la terza cosa, che forse è la più clamorosa, riguarda il fatto di questo formato riconoscibile, anche perché se si entra in una libreria e si chiede probabilmente l'ultimo libro di Gustafsson o di Viringa, magari non ci si ricorda come vengono scritti i nomi di questi autori, allora ecco che così facilmente si possono recuperare direttamente dallo scaffale della libreria. Abbiamo raccontato questa casa editrice, abbiamo raccontato Iperborea, però siccome siamo dei lettori, volevamo anche che in Retrobottega ci fosse la possibilità di raccontare uno degli ultimi libri amati. Così chiedo ora a Mauro di raccontarci l'ultimo libro che hai letto, che hai amato veramente tanto. Brevissimamente, si tratta di un libro di un autore che non avevo mai ancora letto, di cui mi aveva parlato il nostro amico, insomma, l'amico e bottegaio Andrea Visentin, che mi ha detto: Mauro, leggi assolutamente questo autore che è straordinario. Allora mi ricordo in fiera a Pisa, al Pisa Book Festival, mi sono fermato davanti al banco, al tavolo, allo stand di Nottetempo. Ho visto questa copertina con questo calice un calice con una grappa dentro su un tavolo, e allora mi ha colpito. Si chiama La tregua di Mario Benedetti. Io che sono un amante della letteratura sudamericana, che ne ho letta tanta e mi affascina moltissimo, non avevo mai incrociato questo autore che viene dall'Uruguay, considerato una delle grandissime voci del Novecento. E ho iniziato questo libro, che è un libro di 200 pagine, insomma molto snello, a mo' di diario, di questo Martin Saint-Thomé, che è il nome del protagonista, che è un uomo vicino alla pensione, un uomo del tutto ordinario, con 3 figli, con una moglie morta qualche anno prima, che vive una vita totalmente ordinaria in attesa della pensione e di un tempo che neanche lui sa bene come andrà a riempire. Questa vita ordinaria viene sconvolta dall'incontro con questa timida ragazza segretaria del suo ufficio. Vive un amore clandestino straordinario. Credo che sia veramente uno dei libri più belli che abbia mai letto negli ultimi anni, e lo consiglio e lo sto consigliando a tutti, perché racconta proprio l'essere umano così com'è, nelle sue pieghe più quotidiane. L'ho veramente amato profondamente, e credo sia uno di quei libri rari il cui incontro è sempre straordinario e ci regala veramente dei momenti. Mi sono commosso, mi sono riso, ho pianto, insomma è stato veramente un libro totale, quindi lo consiglio. Si chiama La tregua, Mario Benedetti, di Nottetempo. Bene, tra l'altro tu ci consigli un libro, ma visto che qua siamo sul web, mi verrebbe da chiederti: esiste un posto sul web, all'interno del web, in cui poter cercare degli appigli per scegliere i libri che in qualche modo vogliamo leggere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi? Beh, sicuramente un mondo di libri lo si trova in un portale che si chiama mangialibri.com. È un portale che esiste dal 2005. Il sottotitolo è simpaticissimo perché dice: dal 2005 mai una dieta. Infatti le recensioni non sono con le stelle, non sono no, sono coi panini, quindi da 1 a 5 panini ogni libro. Una marea di recensori che leggono tantissimo e recensiscono tantissimi libri, ce ne sono oltre 20.000 recensiti,
però non è un sito che benevolo, un sito in cui si trovano anche recensioni negative, che è una cosa che sembra un po' scomparsa, ecco, dalla critica, e quindi è bello anche leggere libri che non sono piaciuti e anche con delle argomentazioni in cui si sappia il perché. E quindi quello, consiglio di andarsi a fare un giro ogni tanto su Mangialibri, perché è un bellissimo portale su cui spizzicare qua e là suggestioni che poi da andare in libreria, insomma, a comprare. Bene, siamo quasi in chiusura di questo nostro primo appuntamento con Retro Bottega. Abbiamo deciso di chiudere dando magari dei consigli sui prossimi appuntamenti sia di Bottega Errante ma anche di altre realtà nella zona friulana, diciamo, nel nostro territorio. E cominciamo con il primo mercoledì 14 febbraio alle ore 20:45 a Pordenone. Potete andare alla libreria Quo Vadis, libreria del viaggiatore, dove ci sarà questo incontro nella giornata speciale di San Valentino che si intitola San Valentino Barefoot, con Andrea Bianchi, esperienze, consigli, esercizi per avvicinarsi alla camminata naturale. Poi giovedì 15 febbraio alle 20:30 siamo con il nostro mitico Angelo Floromo e la sua Osteria dei Passi Perduti, siamo al Mi Ricordo Music Bar. Anche lì siamo arrivati, è la 64esima presentazione. Non eravamo mai andati in un bar con un nome così, eravamo andati in osterie, eravamo andati al Golf Club a Lignano, a Rotary, eravamo andati in Carnia o insomma dappertutto, in una sagra, ma non eravamo andati mai al Mi Ricordo Music Bar, quindi 20:30, appuntamento sempre da non perdere con Angelo Floromo. Poi segnaliamo l'appuntamento dei nostri amici del CSS di Udine, giovedì 15 febbraio per la stagione di Teatro Contatto alle ore 20 al Teatro Palamostre. Ci sarà Lucia Calamaro, premio Ubu, con lo spettacolo La vita ferma, sguardi sul dolore del ricordo. Torniamo sempre con Bottega e ricordiamo ancora che sabato 17 febbraio a Monselice alle ore 18 ci sarà il lancio ufficiale del nuovo libro Il fiume sono io con Alessandro Trasinato e Gianfranco Bettin. Siamo al Parco Buzzaccarini alle 18. Chiudiamo l'ultimo appuntamento, sempre un appuntamento di Bottega Errante, sabato 17 febbraio alle ore 17:30 a Udine. La città che inizia a Perù sarà un'altra passeggiata in compagnia di Paolo Medeossi alla scoperta di Udine, partenza appunto alle 17:30 dalla Loggia del Lionello e arrivo poi alla libreria Einaudi di via Vittorio Veneto all'interno di quelle che sono le giornate del FAI. Chiudiamo con una piccola deviazione, non si parla di libri, ma Alessandro è un grande appassionato di cinema e quindi lavora anche in vari aspetti del cinema, dirige un cinema e quindi è la persona più indicata per dirci che film andarci a vedere questa settimana. Direi di concentrare tutte le nostre energie sul film La forma dell'acqua, diretto da Guillermo del Toro, questo regista messicano che tra l'altro con questo film ha vinto l'ultima mostra del cinema di Venezia. È un film molto particolare, è ambientato durante la guerra fredda ed è una storia d'amore incredibile tra una donna e questa creatura anfibia che in qualche modo abita questo universo. E tra l'altro, notizia di un'ora fa, Guillermo del Toro sarà il prossimo presidente della giuria della mostra del cinema di Venezia. Con questo chiudiamo, ci diamo appuntamento al prossimo lunedì, dove probabilmente saremo in diretta da Pordenone, dalla libreria Quo Vadis, e dove ci riuniremo come bottega in una riunione mensile e quindi apriremo le telecamere per insomma entrare proprio durante una delle prossime riunioni. Bene, quindi grazie ancora a tutti e alla prossima. Grazie, alla prossima.